Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6. A moltiplicazione dei pane. Dopo tutti questi fatti, Gesù se ne è talato a spondere mare da Galilea, in da città di Tiberiade, e non giovane gente lo corrette appresso, vedendo tutti quei miracoli che facevano gola a tutte le malate. Gesù se ne saiette in coppa a una montagna, e là si mettette assettato in terra, attorniato a tutti i discepoli suoi. Era vicina a festa di Pasqua, a festa più grossa dei giudei. Gesù, aizzando l'occhio, vedette che la folla assai rossa veniva proprio da là. Nanza essa, e ricetta a Filippo: «Mo, a dopo di accattare il pane per saziare tutta questa gente?» Ricetta così può mettere a prova, e perché essa già sapeva buona quello che stava per fare. E Filippo le ricetta: «Maestro, 200 denari argenti e pane, non abbasteranno per una morza e pane a ognuno e loro». Ma nato discepolo Andrea, o frate Simon Pietro la ricetta: «Maestro, che ci sta un guaglione che tenne rinda forza sua 5 pezzi di pane e uorze e 2 pescettieri arrostute. Ma che so chiste per tutta questa gente?» «Portate a me la canna a me», ricetta allora Gesù, «e facite assettare, coppa all'euro, tutta questa gente». Tanto non ci stava la parecchia euro, rinda chilo pizza. Tutta quella gente si assettava in terra, erano quasi 5.000 uomini. Gesù pigliava quelle 5 pezzi di pane e roba che aveva ringraziato a Dio e facette rispensare tutte quelle che stavano assettate. E la stessa cosa facette pure con quelli pesci, sino a quando tutta quella gente non si era saziata. Roba che tutta la gente aveva mangiata e si era saziata, Gesù ricetta a tutte e due, ha raccattato tutto il pane che è superchiato, perché niente ha da perduto. E i discepoli ne regnettano 12 sporti con tutti quei 5 pezzi di pane e uorze, che erano superchiate tutte quelle che avevano mangiato. E tanto tutta quella gente, vedendo quello miracolo che essa aveva fatto, ha cominciato a dire: «Chisto vero, che il profeta che ha da venire in questo mondo». Gesù, come se ne adunai che tutta quella gente veniva innanzi a essa per far re, si ritira in altra volta su essa in coppa monte. Gesù cammina in coppa all'acqua. Quando scurai notte, i discepoli suoi scendettero vicino al mare, se ne sagliettero in coppa a uno dei parchi loro e partettero per la da spondere o lago, indirizzandosi in mezzo alla città di Cafarnao. S'era fatta già notte, a parecchio tempo, e Gesù non era tornato ancora là, ad ostevano loro. Veramente, volevano arrivare alla da spondere, a cominciare a sciosciare un vento tanto forte che all'onno mare si alzavano sempre più e regnevano in acqua che la varca. Roba che avevano bucate per 3 o 4 mila metri, andrasatto vedette a Gesù che camminava in coppa al mare e si accostava sempre più a loro e si pigliava a paura perché si pensavano che fosse uno spirito. Ma Gesù subito ricette a loro: «Sono chi, non mi mettete a paura». Poi facettene sei Gesù rinda la varca insieme con loro e a così rinda un momento che la varca toccai che la sponda a dove era indirizzata. O discorso è Gesù. Ognuno roba tutta quella gente che era rimasta a spondere o lago, se ne adunai che l'angelo stava una varca sola e che Gesù non era s'aiuto in coppa alla varca insieme a tutti i discepoli suoi, ma solo i discepoli suoi erano partiti là. A di varca poi erano arrivate proprio dentro a quel momento, a rinda città di Tiberiade, vicino a quella pizza dove loro avevano mangiato e si erano saziati con quel pane, roba che il Signore aveva ringraziato a Dio. Quando tutta quella gente se ne adunai che Gesù non stava più là e non ci stavano manco i discepoli suoi, s'agliettano pure loro in coppa e varca e se ne indirizzavano in mezzo alla città di Cafarnao per lasciare a Gesù. «Maestro, quando sei arrivato qua?» le ricettano in fromma, poverettano. E Gesù rispondette a loro dicendo: «Voi mi lasciate non perché avete voluto quei miracoli, ma perché avete mangiato quel pane e avete saziato. Non varate pensiero perché lo mangiate, che si consuma e poi si guasta. Pensate piuttosto a un grano che un mangiare che si mantiene per portare in la vita eterna. Che sto mangiare solo il figlio dell'uomo vi porrà, perché solo in quella suo padre ha messo tutte le sigille sue. Maestro, che può lasciare Dio a noi? Noi siamo pronti a lo fare», ricettano a Gesù tutta quella gente. E Gesù, rispondendo a loro ricette, dico una cosa sola a voi: a desidero solo che voi credete in quello che essa ha mandato. Ma tu, quale segno ingerai per noi, per venirmi e credere in te?
Quali sono l'opera tua? Le rispondettero tutte quella gente. Tutte pate nostre, non mangiate a manna in il deserto, come sta scritto, arata a loro mangià o pane sceso a cielo. E tu che sei capace di fare più, Mosè? Gesù dicette a loro, io vi posso assicurare che non è stato Mosè chi che varate chi pane che è sceso a cielo, perché solo padre mio vi porrà il pane, ovvero che scende a cielo. E il pane è Dio, e chi che viene a cielo è la vita a chi sto mondo. Signore, rangi sempre chi sto pane, le ricettano tutte che la gente. Gesù è il vero pane di Dio. Gesù rispondette a loro dicendo, io sono il pane che avrà la vita. Chi si accosta a me con fede non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma, come va diritto, voi non volete credere in me con tutte quelle che avete viste che io ho già fatto per voi. Io vi posso assicurare che si accosteranno a me solo tutte quelle che padre mi ha consegnato in mano mia. E tutte quelle che si accosteranno a me con fede, io la coglio a raggio e non ne farò mai a rasame. Perché io sono sceso a cielo non per fare cose a capo mia, ma per fare solo quello che padre mio che mi ha mandato qua, voi che io mi mettessi a fare. E il volere rubate mia che mi ha mandato qua è questo, che io non ho lasciato perdere nessuno di tutte quelle che io sarà da me, e che l'ha già fatto risorgere fin dall'ultimo giorno. O padre mio lasciando a voi solo questo, che accetta il figlio suo e crede in essa, avrà vita eterna e io farà già risorgere all'ultimo giorno. Tutta la gente che stava innanzi a Gesù, sentendo queste parole, cominciava a protestare, perché aveva detto, io sono un pane che è sceso a cielo. E l'uno con l'altro si dicevano, ma questo non è Gesù, questo non è il figlio di Giuseppe o Masterascia. Noi conosciamo assai buono padre e mamma sua. E come fa a ridere a noi, io sono sceso a cielo? E Gesù dicette a loro, non murmuriate l'uno con l'altro, perché nessuno può venire da me e credere in me, se il padre mio, che ha mandato qua, non lo farà accostare a me, io la risusciterò già all'ultimo giorno. In dei profeti non sta scritto, tutto quanto saranno lezionati a Dio. E beh, ognuno di voi che sente il padre mio e se lascia lezionare a essa, chi si può accostare a me con fede? Nessuno di voi ha mai veduto il padre in faccia, solo il figlio, che essa ha mandato in coppa a sta terra, ha visto in faccia il padre suo. Solo essa può dicere che ha voluto faccia il padre suo. Vi posso assicurare che chi che crede in me, tiene già vita eterna in essa. Tutte le padre vostre in do deserto sanno mangiate la manna, ma poi murettano, o stesse tutto quanto. Invece, il pane che viene a cielo è tutta un'altra cosa. Perché chi si è mangiato questo pane non morirà mai più. Io sono il pane vivo, il pane che è sceso a cielo. E se uno si mangia questo pane camperà per sempre, il pane che io ti raggia è il corpo mio, che viene sacrificato per la vita a questo mondo. Tutte i contrari suoi si mettettero a murmurare l'uno con l'altro e a cominciare a ridere. Ma come può fare questo, che c'era a mangiare il corpo suo? E Gesù la pregò dicendo, io vi dico una cosa assai più grossa, se voi non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non vi bevete il sangue suo, non avrete mai la vita eterna dentro a voi. Chi si mangia la carne mia e il sangue mio tiene già in coppa a sta terra che è la vita che non si fornisce mai. Io farò già risorgere all'ultimo giorno, perché il corpo mio è un mangiato vero e il sangue mio è una bevanda vera. Perché quello che leva ha sete. Chi si mangia la carne mia e il sangue mio sarà unito a me e io sarò già unito a essa. Perché come padre che tiene la vita e ha mandato a me qua, io campo proprio in mezzo a soia. La stessa cosa succederà pure a chi che si mangia il corpo mio, perché per mezzo a me porterà pure essa che è la vita che non fornisce mai. Questo è il pane vero, è venuto a cielo, non è come il pane che si mangia il padre vostro e poi moretto lo stesso, perché tutti quelli che si mangeranno questo pane camperanno per sempre. Queste furono tutte quelle cose che ricette Gesù per regare in la sinagoga di Cafarnao. Sull'apostola rimanere con Gesù. Parecchi dei discepoli suoi, sentendo a Gesù che parlava così, ricettano, «Mo sta scendendo fuori a segno, che queste parole sono troppo toste per noi. Chi mai può sentire ancora una cosa di questa?» Gesù, sapendo in da capo sua che i discepoli suoi stavano murmurando, proprio di questo, dicette a loro, che queste parole mo vi scandalizzano. E che dice ride quando vedrete il figlio dell'uomo tornare un'altra volta a dove stava prima? Solo lo spirito di Dio porta la vita, la carne non vi porta nessun profitto.
E tutte quelle parole che hai giurito a voi sono quelle che avranno la vita, perché vengono rindo Spirito di Dio, che dice sempre la verità, ma in mezzo a voi ci stanno certi che non credono rindo a me. Perché Gesù, ancora prima che cominciasse a chiamare i discepoli suoi, sapeva già chi erano quelli che non avevano creduto rindo a essa, e sapeva pure chi era quelli che aveva traduto. Poi ricetta ancora, proprio per questo ha giurito a voi, che nessuno si può accostare con la fede a me e credere rindo a me, se il Padre mio non le dà la forza di fare. Dopo queste parole, parecchi discepoli suoi a quel giorno si tirarono a rete e non volettero più appresso a essa. Gesù si avuto danni a chi li duri ci ha posto e ricette pure a loro. Ve ne volete pure voi? E Simon Pietro rispondette subito dicendo, Signore, ma non ce n'è mai, non danno a te. Tu solo tieni parole che hanno la vita eterna. E mo pure noi abbiamo creduto e conosciuto con certezza che tu sei santo e Dio. E Gesù dicette a loro, non vi scordate mai di questo. Non siete stati voi che avete uscito da me, ma sono stati io che ho uscito da ognuno di voi. Ma in mezzo a voi ci sta pure uno che è un'uriavola. Gesù parlava da Giudo, figlio di Simone Iscariote, che era uno che stava in mezzo a chi li duri apostoli, che teneva a capo il progetto Rotratì.